Si va con la terza corsa al Savio, Athena Gas, Assiolo Jet ritirato, Averla Jet, Iron BLG, Attila Di No, ritirata anche Almaral, in seconda linea Alvin dei Daltri, Alleluia LZ, Alex Trio e All in One Matley. I favori sono per Attila Di No in chiusura, 1,90 la quota contro il 2,44 di Iron BLG, 2,05 ora Attila Di No. Più atteso, vediamo la partenza che vede subito Iron BLG emergere nei confronti di Athena Gas, si accoda invece Averla Jet, rimane all'esterno Attila Di No che continua però nel suo attacco ad Iron BLG, va deciso e sembra poter passare prima dei 200 metri. In vantaggio dunque Attila Di No, 14,4 i primi 200 con Gianni Riccio che ha spinto su Iron BLG. Terza posizione alla corda per Athena Gas, più indietro c'è Averla Jet, poi via via tutto il gruppo. Intanto continua a buon ritmo il leader, 28,9 i primi 400, in seconda posizione rimane Iron BLG, poi Athena Gas, Averla Jet e gli altri. Ritmo sempre veloce, quello imposto dalla battistrada, 44,2 con un 15,3 in piegata. Si affronta il passaggio davanti alle tribune, posizioni invariate con Attila Di No, Iron BLG, Athena Gas e Averla Jet nelle prime 4 posizioni, poi in quinta c'è Alvin dei Daltri che si trascina Alleluia LZ, intanto 58,6, torna ad accelerare Attila Di No, Iron BLG in scia, poi Athena Gas, ancora Averla Jet, ma nessuno riesce a progredire perché il ritmo è davvero molto selettivo, il chilometro se ne va in 1,13,6 con Attila Di No in vantaggio. Iron BLG però rimane lì a contatto insieme a Athena Gas, mentre Averla Jet un po' più indietro. Cavalli a 400 dalla conclusione con Attila Di No leader su Iron BLG, terza posizione per Athena Gas. Cavalli ormai al completamento della curva finale con Attila Di No in vantaggio, Iron BLG che può optare per l'open stretch, numero 7 scatta Alvin dei all'interno. Daltri squalificato. Attila Di No ancora in vantaggio a 100 dalla conclusione, ci prova comunque Iron BLG, finale con Attila Di No che controlla e vince su Iron BLG, mentre al terzo è ancora Athena Gas. 1,14,2, un po' a rilento chiaramente l'arrivo, 31,1 gli ultimi 400, aveva sgambato alla grande Attila Di No, Gianni Riccio in sediolo e alla fine si salva dal fondo interno di Iron BLG che corre praticamente a 48 ore di distanza dalla vittoria di Ferrara, corre ancora molto bene ma deve accontentarsi del secondo posto. 5-4-1, questo l'ordine d'arrivo della terza corsa di Cesena. Attila Di No e Gianni Riccio, quota di 2,04 al totalizzatore.